L'abbiamo detto in apertura, tra pochi giorni, in settimana inizierà il Festival di Sanremo, si accenderanno i riflettori dal teatro Ariston per raccontare lo stato della musica italiana così come accade ogni anno, e alla conduzione confermato Carlo Conti, un festival che si annuncia ancora una volta vario nei linguaggi, nei generi e nelle identità musicali rappresentate. Come dicevamo in apertura, Napoli anche quest'anno sarà presente sul palco con artisti che hanno una voce fortemente riconoscibile. Luchè, lo abbiamo ricordato poc'anzi, che rappresenta una delle anime contemporanee della musica partenopea. Sanremo guarda sicuramente al presente, alle nuove sonorità, ai linguaggi della musica che cambia, ma resta una domanda che è puntuale e ferma per ogni edizione: cosa rende una canzone davvero capace di restare, di parlare a più generazioni, di diventare memoria collettive? In questo scenario la musica napoletana ha da sempre qualcosa da insegnare e riesce a non perdere mai le sue connotazioni, riesce a non perdere mai le sue radici popolari e colte al contempo, capace di rinnovarsi senza mai smarrire la propria identità. In questo legame profondo tra tradizione e contemporaneità che attraversa tutta la musica italiana, anche oggi arriva sul palco Napoli, e attraverso Napoli noi vogliamo dare il benvenuto al nostro ospite, perché il nostro ospite è Gennaro Pisapia, che lavora la canzone classica napoletana restituendole dignità e attualità, e noi sappiamo che in realtà Sanremo avrebbe poi le sue origini proprio con la musica classica napoletana, con la festa di Piedigrotta. Buongiorno Gennaro, ben trovato a te. Buongiorno, grazie di avermi invitato nella tua casa. E a proposito di Sanremo... Sì, facciamo prima questo appunto, perché mi interessa anche avere la tua opinione. Sanremo effettivamente ogni anno racconta la musica italiana oggi, ma secondo te quale... Io sono un fan di Sanremo, poi ci ho partecipato con il mio gruppo I Cimarosa nell'89 e quindi sono un fan. Diciamo la verità, lo vedo tutti gli anni. Lo vedi tutti gli anni? Perché molti si nascondono, no? Perché no, Sanremo, non Sanremo. Però una precisazione la voglio fare. Pensa che il Festival della canzone napoletana è nata un anno prima di Sanremo, del Festival di Sanremo, nel 1950, e poi nel 1951 c'è stato il Festival di Sanremo. Quindi diciamo che la canzone napoletana arriva sempre prima. Arriva sempre prima, e c'è questa visione che ci piace raccontare e ci permette anche di fare questo passaggio con la tua musica e con la tradizione colta, intima e popolare della musica partenopea. Ma perché, ecco, ti chiedo, tornando al 1950, sino ai giorni d'oggi, siamo nel 2026, la musica napoletana riesce ad influenzare sempre e comunque? Ma perché in questo caso anche Sanremo, perché Napoli è sempre presente. Certo. Vabbè, ma noi sappiamo tutti che la canzone napoletana, Napoli è l'unica città al mondo ad avere una propria canzone, una propria musica, una propria identità. E nasce nel 1200 con il canto delle lavandaie del Vomero, con Jesce Sol, che poi era il popolo che cantava, perché le lavandaie non erano che le famose lavandaie di Antignano, che nel lavare i panni inneggiavano con questi canti inventati popolari al sole che doveva uscire per asciugare i panni che avevano lavorato nei lavatoi, nei fiumi. E quindi è una tradizione che si porta, però il lustro sulla canzone napoletana ce l'hanno dato poi nell'800-900 i grandi poeti: Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ernesto Murolo, il papà di Roberto. E quindi la canzone conosciuta al mondo, quella italiana, è la canzone classica napoletana. Come si fa a non cantare O sole mia, io te vorrei vasà, mie su grane? Cioè, sono tutti brani che sono rimasti nella storia e che grazie ai famosi cantanti chitarristi come Roberto Murolo, Sergio Bruni e Fausto Cigliani ci hanno dato popolarità nel mondo. Esatto, però oltre ai tenori. E noi proprio con te oggi vogliamo aprire un po' questo spiraglio. La musica sanremese, quella italiana, in realtà si è lasciata sempre un po' ispirare dalla musica napoletana, perché comunque è sempre presente. Ma facendo un passo indietro, andiamo nel vivo del tuo progetto.
Sì. Un progetto, Pisapia e gruppo Smeraldo, la canzone classica napoletana che ha la voglia di poter continuare questa eredità musicale. Sì. Come nasce questo progetto? Allora, lasciami dire che io ho iniziato la mia carriera di cantante prima con altri generi. Io cantavo da giovane, avendo 16 anni all'epoca, le canzoni di Massimo Ranieri, quindi quelle in italiano, da Rose Rosse, insomma, Se bruciasse la città, eccetera, eccetera. E poi mi sono avvicinato alla canzone classica napoletana perché fondai con i miei amici Peppe Barone e Franco Smeraldo. Ecco perché il progetto Smeraldo, poi ti spiego perché. Formammo questo gruppo con 3 chitarre, mandone e mandolino e io con la voce, e facevamo gli arrangiamenti della canzone del 700-800 napoletano in maniera particolare, con una forma musicale chiamata contrappunto che si usava nella musica classica. E devo dire che quella formazione, I Cimarosa, ebbe un buon successo negli anni 80-90, e possiamo dire con certezza che anche Pippo Baudo scoprì I Cimarosa. Infatti ci portò a Domenica Inn, a tante trasmissioni. Infatti è bellissimo questo passaggio, no? Che ti lega alla musica italiana e napoletana, c'è questo legame, questo confine molto molto sottile. No, ma poi vedi, essere stati scoperti da Pippo Baudo, che ha scoperto proprio a Sanremo tantissimi talenti come Giorgia, Laura Pausini, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente Baudo è stato un attento ricercatore. Quindi quando ascoltava qualcosa di particolare, lui non esitava a darti spazio. E questo è un aspetto molto importante, così come non è banale, non è scontato far rivivere la musica classica napoletana 800 e novecentesca. Perché ecco, in questo progetto ritieni sia fondamentale riportare in auge questi brani, o comunque ecco, dare la possibilità alle nuove generazioni di poterli ascoltare, conoscere, carpirne sfumature diverse? Ma prendendo spunto proprio da quello che hai detto, che la canzone poi napoletana oggi si è un po' trasformata, no? nel genere. Infatti mi parlavi anche di Luchè, no? Che sono un'anima contemporanea. Esatto. Però io trovo che un genere sicuramente molto bello, apprezzato, eccetera, eccetera, come i cantanti neomelodici, che è un altro genere napoletano che è molto seguito. Io dopo 25 anni di carriera con I Cimarosa, dopo aver fatto 4.000 concerti nel mondo, 10 LP, tanta televisione, mi sono proprio fermato perché ho visto questo cambiamento nella canzone napoletana e volevo cercare nuove forme musicali, e ho studiato per la ricerca, ma poi ho capito che forse la cosa migliore era quella di riproporre la canzone classica napoletana per far capire ai giovani che noi abbiamo una nostra cultura, una nostra tradizione che non può essere persa. Ed ho formato una stabile della canzone napoletana. I primi 3 anni del mio ritorno, 3 anni fa, ho iniziato in una chiesa sconsacrata, il Teder, diretta da Veronica Mazza, e ho portato avanti questo discorso, 80 posti, parliamo di un teatrino molto piccolo. Oggi siamo nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova, una location stupenda, bellissima, che forse la gente, anche grazie a noi che stiamo facendo spettacolo lì, sta conoscendo questa struttura, dove poi si dice che è morto Dracula, no? La tomba di Dracula. Che valore però ecco, ha per voi esibirsi in un luogo così simbolico e a tratti anche un po' leggendario, se ci sono comunque miti e leggende che insomma lo rendono poi protagonista? Sì, è una struttura bellissima, perché poi c'è un chiostro dove noi in estate, in primavera e estate, quando il tempo ce lo permette, ci esibiamo nel chiostro. Attualmente siamo nell'antico refettorio, che è una struttura anche molto bella, che ci sono 150 posti, e noi proponiamo la canzone classica napoletana con questa formazione Pisapia e gruppo Smeraldo, formata da Michele Cordova alla chitarra, Alessandro Pignalosa al mandolino, Peppe Carannante al clarinetto, Mario Carannante basso e violoncello si alterna, e Franco Paolo Perreca
sax, soprano e percussioni. Beh, un bellissimo ensemble. Sì, diciamo che è venuta fuori una nuova, un nuovo sound musicale tra strumenti a corda e strumenti a fiato, che ci hanno dato, e io che canto, il cantante sono io, sappiate che il cantante sono io, e proponiamo la canzone classica napoletana dell'800-900. Ogni mese c'è un appuntamento dedicato, ricordiamolo, quindi oggi parliamo di gennaio, però presente febbraio, marzo, quindi Sì, ogni sì, mese sì. ha Adesso a febbraio la data sarà o il 21 febbraio o il 22 febbraio. Stiamo aspettando il calendario del Napoli. Vabbè. Che quando gioca il Napoli purtroppo sul Napoli, insomma, il cuore è un po' amaro, non è dolcissimo, ma un grandissimo dispiacere, insomma, è vero, vedere fuori il Napoli dalla Champions. Meritava, insomma, soprattutto per come ha giocato ieri, però insomma, tornando, ieri ha giocato bene, ieri, però diciamo che la disfatta era presente già nei giorni precedenti, non ieri. Un piccolo inciso, una piccola parentesi, perché abbiamo parlato di Napoli, siamo in diretta. Io sono un appassionato tifoso, ho seguito il Napoli quando era una squadra che saliva e scendeva dalla Serie B, fino a quando poi non è arrivato Maradona, che ci ha dato lustro, e da quel momento poi si è partiti con... Esatto, anche comunque abbiamo 4 scudetti, quindi questo dobbiamo dirlo e ricordarlo. Siamo la città con orgoglio del sud più vincitrice. Allora, intanto, dopo questo inciso, questo per dire cosa? Che in realtà stiamo in programmazione per quanto riguarda il calendario del mese di febbraio, invece l'appuntamento dedicato al mese di gennaio è il 30. Vogliamo ricordare l'orario, l'appuntamento per questo evento? Sì, è il 31 gennaio. Il 31 gennaio alle ore 20. Alle ore 20. Che effetto fa, ecco, in questo meraviglioso luogo così magico, simbolico, di grande profondità anche spirituale, se vogliamo, l'emozione che vi cattura quando, ecco, interpretate brani come Io ti volevo usare, o solo mio, non so, ne vengono in mente alcuni. Sì, assolutamente. Torna maggio. Era de maggio. Sì, era de maggio, che sicuramente sarà la tua canzone preferita. L'adoro. Io la canto. Era de maggio è una canzone che adorava tanto mio nonno. Sì. Era de maggio è un classico, veramente uno standard napoletano, poi Salvatore Di Giacomo, insomma, l'autore, Costa, che è un binomio che ci ha dato molto lustro, insomma. Stiamo parlando di Napoli, stiamo parlando di musica, della nostra tradizione partenopea, della musica classica napoletana 800-900, un tocco anche con Sanremo, perché fra poco ci avviciniamo alla nuova edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti, in cui Napoli è presente e ha lasciato in tutti gli anni la sua presenza e influenza, ma volendo parlare anche delle nostre radici e unendo il nostro territorio, c'è un brano a cui sei particolarmente legato. Ti va di ascoltarlo insieme in estratto? Come no? Lo lanciamo insieme? Lancialo tu. Ascoltiamo questo brano che vi sorprenderà, che racconta di Napoli in tutta la sua essenza, in tutta la sua radice, quella bella che parte da qui ma in realtà viaggia nel mondo. Gennaro Pisapia, ascoltiamone un piccolo estratto di questo brano musicale. Io ti incontrai una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata di fronde rose. Io ti incontrai, volevo offrirti pagandolo anche a rate, non brillante e quindi sciacarate. Ma tu volevi la pizza, capumarola in doppo, ma tu volevi la pizza, capumarola in doppo, la pizza e niente più. Io ti portai a dove ci stanno i meglio ristoranti, a dove si mangia mentre mare canta. Io ti portai entusiasmata e tutta sta parata ordinaria, non c'è fra arrostuta.
fanno della Dubai. Ma tu volevi la pizza, andando a mare la Hawaii. Sì, ma volevi la pizza, rindo ristorante Thai. E ordinata una pizza, t'ha già portata a 2 chef stellate. E poi con le 15 carate, a Milano accattata, una Porte Prada, Parigi pigliava champagne pregiata. Oggi che crudo sono troppo salate, ogni portata faccio contrariata. Ma quando ormai c'era rinunciata, è stata con una pizza che avevo passata. Lo sai. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, caromarola in toppo, caromarola in toppo. Pizza. Grazie. Gennaro Pisapia, abbiamo appunto anche con Lucariello. C'è questo appunto. Allora io proprio perché poi, come ti ho detto, apprezzo anche la musica attuale con questi linguaggi diversi. Esatto, con ho voluto fare questa operazione che non è nuova perché l'ha fatto anche Clementino con altri artisti napoletani. Però io ho pensato di unire, di dimostrare che la canzone napoletana, in qualsiasi modo la presenti, riesci sempre a dargli un'identità. È vero. E quindi questo brano, che poi è stato famoso mondiale, perché è cantato anche da Giorgio Gaber nel 69 al Festival di Napoli con Aurelio Fierro. Abbiamo fatto questo arrangiamento particolare e ho chiesto la presenza di Lucariello, che trovo uno dei rapper più bravi in assoluto nello scrivere i testi. Infatti lui è riuscito ad integrarsi perfettamente nello spirito della canzone. Questa contemporaneità, no? E poi è bellissimo, sì, permettimi di dirlo, il coro dei bambini. Il coro dei bambini sono dei bambini di Cercola, diretta da una maestra bravissima, Luciana Mazzone, e pensa a questi bambini quando cantano hanno una loro Dobbiamo portarli qui. Sì, sono bravissimi, veramente bravi, perché... E intanto ecco, parliamo anche velocemente anche di questo momento, perché ecco, la musica che diventa linguaggio universale, unisce davvero tutte le generazioni, più piccoli, più adulti. C'è anche un progetto tuo editoriale, il Piccolo Pigro, per parlare ai più piccoli attraverso un progetto particolare. Io mi diletto insomma a scrivere, infatti ho scritto 2 anni fa la mia autobiografia, che la fanno un po' tutti. Però poi a un certo punto mi è venuta l'ispirazione di scrivere questa favola per bambini e ragazzi, che è una favola attuale. In effetti io non parlo come c'era una volta, ma dico in un paese del Beneventano, precisamente Sant'Agata dei Goti, nascono 2 gemelli, la ragazza è molto vivace, il ragazzo invece è molto pigro perché gioca con questi aggeggi attuali che purtroppo spesso non aiutano ad avere, stimolare insomma esatto, o comunque le relazioni. E quindi ho raccontato questa favola che il bambino gioca sempre, sta a mangiare, non vuole fare conoscenze, amicizie, è molto timido, eccetera eccetera, e le gambe si ribellano perché dicono no, tu sei seduto, gli parlano. Quindi è una storia che molto interessante, è uscita qualche settimana fa, e farò anche la presentazione dei libri, un piccolo tour insomma nelle librerie, complimenti, e vediamo che cosa succede. Libri, editoria, progetti musicali. Intanto l'appuntamento il 31 gennaio, lo ricordiamo, al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli, ore 20. Sì, ore 20. La musica classica napoletana sarà protagonista di Teoria Vasà, Era De Maggio. E poi la cosa interessante è che noi raccontiamo la canzone, quindi ci sono degli aneddoti meravigliosi, perché una canzone è stata scritta, per chi è stata scritta, e spesso abbiamo anche degli ospiti che portano la cultura napoletana. Cioè, per esempio Forgione, se non è... Esatto, c'è stato l'ultimo spettacolo, c'è stato Angelo Forgione, che lui ha scritto un libro che si chiama Napoli ti amo, sulla lingua napoletana, perché spesso noi non la sappiamo scrivere, la lingua napoletana, perché non è una cosa semplice. E lui ha scritto questo libro tra i tanti, molto interessante, che sta avendo un buon successo. E io l'ho invitato ai nostri spettacoli perché lui ha
una bella presenza e racconta, e la gente è molto attratta. Esatto, noi siamo proprio, c'è proprio una rubrica in Casa Mariù, Radici Partenopee, che permette di conoscere la lingua napoletana proprio nella sua struttura, nella sua etimologia, nella sua sintassi, nella sua costruzione. È importante, esatto. perché la lingua napoletana è davvero patrimonio immateriale anche. Poi questo è il primo disco, questo qui, che abbiamo fatto con la nuova formazione, che io Grazie. insieme al libro Grazie, mi vedo ti regalo. Grazie E davvero. si chiama Figlia da fantasia, perché comprende 11 brani editi e un brano inedito scritto da me e da Piero Catalano, che si chiama Figlia da fantasia, perché noi vogliamo cercare di continuare la tradizione sul classico napoletano, e io scrivo testi e i musicisti scrivono la musica. Grazie. E stiamo preparando un prossimo LP. Il vinile È vero. è una cosa un po' scomparsa, Magica, ma e che restituisce quell'immaginario, Esatto, quel fascino di della sempre, musica. che non può mai morire, eterno. Grazie a Gennaro Pisapia e il gruppo Smeraldo per questo progetto che mette al centro la musica classica partenopea 800-900 in una rivisitazione con degli arrangiamenti musicali inediti. E grazie a te complimenti. Mario di avermi dato tutto questo spazio e Viva la e musica. vi aspettiamo tutti, ovviamente anche tu in prima Certo. fila a vedere questo spettacolo, che varia anche nella scaletta, non Di è volta in sempre- volta, insomma ogni volta è una sorpresa. Grazie davvero, Grazie. viva la musica, Grazie. andiamo in pubblicità e poi Casa Mariù. grazie a voi.